La notte in cui ha partorito e poi cercato di sbarazzarsi della figlia gettandola nella water della sua stanza, avrebbe detto all'ex proprietario del nightclub serale di non poter lavorare perché aveva un'emorragia. Nessun riferimento alla gravidanza giunta a termine, ben visibile a tutti, ma sempre negata a parole. Melissa Russo, la 29enne italo-brasiliana, arrestata per l'omicidio della sua bambina, poco dopo, verso le 4 del mattino, spaventata e sotto shock, è corsa a chiedere aiuto ad un'amica che stava lavorando al piano di sotto nel nightclub. È stata lei a chiamare i soccorsi. La scena che si sono trovati davanti agli occhi i sanitari del SUAM entrati nella stanza dormitorio è stata agghiacciante. La neonata era nel water colmo d'acqua, per lei non c'era più nulla da fare. La donna aveva anche tentato di tirare lo sciacquone provocando la morte della neonata per annegamento. Da qui la richiesta di intervento ai carabinieri. Melissa Russo è ancora piantonata in ospedale a Padova nel reparto di ginecologia in stato di fermo. Ai medici la 29enne ha detto di non sapere di essere incinta, ma la gravidanza giunta al termine era evidente a chi vedeva la ragazza passeggiare e frequentare i negozi delle vicinanze. Nelle scorse ore il pubblico ministero Sergio Dini in caserma a Pieve di Sacco ha interrogato i vari proprietari del locale e la coinquilina della 29enne che ha trovato la neonata prima di vita in bagno. Nel frattempo per la madre rimane l'accusa di omicidio aggravato. La 29enne era arrivata a Piove di Sacco 2 mesi fa dalla Puglia. Come molte ragazze che lavorano nel nightclub serale ha trovato alloggio nelle stanze sopra il locale e ci è rimasta. L'ex gestore dell'attività ha confermato che la 29enne non aveva altri posti dove andare. Il locale, dopo questa vicenda orribile, è stato posto sotto sequestro dai carabinieri per completare gli accertamenti e verificare anche le irregolarità riscontrate dai carabinieri del NAS e dal nucleo ispettorato del lavoro.